Basta calcoli, basta pretattica, ora è il momento di fare sul serio. Di fronte ci sono la cooperativa del gol del Testaccio guidata da Giuliano Mirante contro la squadra di Klaus Seferi, uno capace di segnare 4 gol nello scontro diretto con il Peperino che ha regalato alla squadra di Mister Rossi i playoff. Siamo pronti a scoprire se il calo del Testaccio, nel frattempo eliminato dalla Coppa Italia, sia stato solo un caso e se è vero che la Roma, quando le sfide diventano decisive, è quella squadra imbattibile vista nelle ultime uscite. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra, è l'andata del primo turno playoff di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Testaccio Calcio 8, Roma GSA. Squadra in campo, tra poco l'inizio del match, non dovrebbe mancare moltissimo al fischio dell'arbitro a sancire l'inizio della partita, anche perché siamo un po' in ritardo nella tabella di marcia. A parlarvi Lorenzo Magnanelli e sempre ovviamente Alessandro Sticozzi in sede di commento tecnico, giunto con qualche secondo di ritardo. Mi stavo gustando il post match di Cotu 272 Pisana Calcio 8. È stata una grande gara. Lorenzo, ci aspettiamo lo stesso anche da questa. Ci sono davvero tanti grandi giocatori che hanno fatto la storia in ogni senso di questo torneo. Ci faranno divertire. Bellissima partita che ha raccontato Filippo Di Camillo, che adesso è andato un attimo a riposarsi perché veramente per 50 minuti ci sono state azioni da una parte e dall'altra e tante emozioni che ci aspettiamo anche da Testaccio e Roma. Primo pallone che giocherà il Testaccio, gioca in maglia nera e attaccherà in questo primo tempo dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. La Roma invece con la tradizionale maglia bianca con le strisce giallo-rosse. Testaccio che dunque ha battuto il primo pallone della partita, il gioco si interrompe e c'è anche il primo calcio di punizione. Una piccola curiosità, il Testaccio nel pre-gara ha scoperto di avere le stesse maglie della Roma, entrambi in maglia bianca, piccolo disguido. C'erano per fortuna delle divise a disposizione dei giocatori testaccini, così come accade alla squadra appunto che è in casa. Qui forse calcerà Mirante con il sinistro. Ci vediamo ovviamente il calcio di punizione, due gli uomini sistemati in barriera, non la batte Starace, la batte invece Mirante che va con questa traiettoria a giro e il pallone esce di poco. Traiettoria tentata da Mirante, tira da tutte le posizioni, ce l'aveva chiesto prima che fosse il miglior terzino tiratore della distanza della Serie A della Lega Calcio 8, almeno numeri alla mano dobbiamo dire per forza di cose Simone Mirante, che il prossimo anno giocherà sempre nella Lega, non sappiamo dirvi se in Serie A o Serie A2, dipenderà dalle fortune della Lazio Calcio 8 nella Coppa Italia di categoria cadetta. Il giocatore ha già annunciato il passaggio. Ancora da attaccare il Testaccio con il tiro di destro che arriva dai piedi del numero 16 da parte di Filippo Mazzesi. Anche Mazzesi come Mirante, uomo che sì, sa difendere ma che soprattutto è bravo anche ad offendere. Intanto vi dobbiamo anche ancora dar conto di quelle che sono le liste dei convocati da una parte e dall'altra. Partiamo ovviamente dalla squadra di casa, maglia numero 11 per Tiziano Ailamo, per il numero 9 per Baldassare. Rientriamo in cronaca però intanto con questa prima azione e primo tiro della Roma Calcio 8 sui piedi di Valerio Parroni. Per lui 9 gol in campionato, sta cercando il 10° questa sera. Vi dicevo però della lista del Testaccio. Ovviamente in porta c'è Leonardo Boni, maglia numero 1, Marco Luziatelli numero 5 in difesa, supportato ovviamente anche da Dario Martino numero 23 e da Mazzesi, che però vi dicevo molto spesso si affaccia anche davanti. Maglia numero 16 Simone Mirante, ne abbiamo già parlato. Maglia numero 3 Alessio Starace, maglia numero 10, numero 8 per il capitano e presidente in campo Simone Starace, numero 6 per Daniele Tisei. Tisei fa da punta aggiunta, prima hai nominato Mazzesi, forse confondendoti col 16, per ora è ben ancorato nella sua posizione di difensore centrale. Chissà che se le cose dovessero mettersi male non ci faccia vedere quella che ormai è diventata la specialità della casa, anche perché Mazzesi nasce in questo torneo come centrocampista di spinta. Eccolo infatti uscire dai blocchi difensivi. Tanto la Roma prova a controllare e a ripartire, anche se il Testaccio in questi primi 3 minuti di gioco che ha provato a fare la partita e ci prova ancora con l'azione innescata da Tisei con Mirante che fa girare. Andiamo anche a vedere la lista di convocati della Roma. Andrea Cossu, numero 4,
Simone Feola con il numero 9, 11 per Valerio Indelicato, 10 per Francesco Liotti, Daniele Lorusso ha il numero 14, Alessio Oliva il numero 3, Daniele Paoli invece il 5, Salvatore Pauliello è il numero 15, Valerio Parroni l'abbiamo già visto affacciarsi dalle parti di Boni con il numero 8, Roberto Pisapia lì davanti, eccolo anche a recuperare e a subire il fallo, maglia numero 2, Ugo Primavera numero 6, nessuna presentazione necessaria per Klaus Seferi, di cui però sicuramente parleremo nel corso della partita. Consueta maglia numero 16 e fascia da capitano per lui, Simone Succi numero 99 in porta. C'è ancora una volta Daniele Gabriele e c'è anche disponibile Alessio Rotatori con il numero 7. In porta Daniele Gabriele gli hanno dato il numero 1, ma crediamo che il titolare sia a ragione Rotatori, anche se ti ha segnato il numero 7 in lista, è lui lì dietro che attende. Anche perché ricordiamo la Miss di Daniele Gabriele con il quale è solito presentarsi al campo, non è esattamente quella stessa maglia rosso-arancio. Intanto Mazziesi che fa ripartire il testaccio da dietro. Quinto minuto, le squadre finora lo possiamo dire si sono studiate. Prova adesso il testaccio ad affondare, ma subito la Roma a recuperare e a buttare in fallo laterale. Grande applicazione della Roma per ora, se noti Lorenzo, per buona parte del tempo sono tutti dietro la linea del pallone, compreso Succi che si sta applicando tanto per rimanere molto corto e vicino alla linea di centrocampo dei suoi. Qui un fischio dell'arbitro, vediamo se bisognerà ancora cambiare il pallone. E diciamo che insomma se c'è una cosa che la Roma sa far benissimo è con il suo mister in panchina Rossi studiare benissimo le carte degli avversari e cercare quanto possibile di andarle a neutralizzare. Attenzione intanto a questa serie di rimpalli in area di rigore, prova a spazzare la Roma e a ripartire ovviamente con il contropiede portato avanti sulla fascia destra da Klaus Seferi, chiuso in una maglia di 3 giocatori, lui prova a partire ancora, finisce a terra, non c'è fallo, la decisione dell'arbitro è per una rimessa laterale in zona d'attacco per la Roma. Grande chiusura di Mazziesi, lì erano in 3, ma se c'è da contrastare è lui quello che parte dai blocchi. Qui va anche invertita la rimessa, la Roma deve essere concentrata quando riparte in contropiede perché sembra avere un assetto molto bottonato in questo avvio, quindi le occasioni che riusciranno a crearsi i ragazzi di Rossi vanno sfruttate con cinismo. Testaccio per ora bene nel possesso di palla e bene nell'appoggio a Baldassarre, che è diverso come forma fisica ma ha caratteristiche uguali praticamente al centravanti Giuliani. Occhio intanto che il testaccio prova ad affondare con Luziatelli che poi prova a spedire in area di rigore, è direttamente un compagno a deviargliela fuori, va anche a battere poi la rimessa e lo farà nuovamente dopo il tocco di Parroni a sporcare. Pallone che Starace butta direttamente di prima ma un po' alla cieca verso l'area di rigore, testaccio che però ancora va in recupero con Mazzesi, un occhio e poi scarica dietro, testaccio che non ha fretta ma ci prova adesso dalla distanza, ma che gol che apre Testaccio Calciotto contro Roma, è quello di Simone Mirante, un gol spettacolare dalla distanza ad aprire questa sfida playoff. Bel tiro, sì, quello di Simone Mirante Lorenzo, ma si è fatto beffare sul rimbalzo vicino a sé l'estremo difensore della Roma Marrocco. Scusate, Rotatori, è un errore che da lui non ci saremmo aspettati, è lui che in fondo ha portato insieme agli altri acquisti dell'ultima ora. Intanto Pisapia dalla distanza prova subito a rispondere con il tiro che finisce poco alto sopra la traversa. Scusa Alessandro, ti ho interrotto. Hai fatto bene ad interrompermi perché il tiro di Pisapia era molto pericoloso, è un errore a cui non siamo abituati, questo dell'estremo difensore della Roma. Certo che Mirante è un giocatore che ti sollecita comunque spesso dalla distanza. E che abbiamo visto avere una mira pazzesca e questa sera ce lo ha dimostrato nei primi 8 minuti di gara. Anche Mirante sembra uno di quei giocatori che quando le partite si fanno interessanti e ad alto tasso di adrenalina va sempre ad incidere. Attenzione ad un altro tiro dalla distanza, ancora attenzione
a Parroni, molto insicuro, il Testaccio raddoppia subito sempre dalla distanza e nel giro di 2 minuti si porta davanti con Starace. Ancora qui indeciso, rotatori, Parroni qui sotto la nostra postazione non si è capacitato, probabilmente del doppio errore del suo portiere. Adesso c'è un Everest da scalare per la Roma calcio a 8, bravissimo comunque Starace a pensare direttamente al tiro in quell'occasione. E qui la reazione l'ha tentata in maniera subitanea a Parroni, ma serve una scossa ai giallorossi oggi in maglia bianca. Più che altro finora sembra costruire soltanto con poche azioni personali la Roma, che effettivamente parte nel giro di 10 minuti con l'handicap di 2 gol da recuperare. Certo è vero che il Testaccio non è squadra abituata a chiudersi, il problema è che sì, la Roma può segnare, ma il Testaccio continuerà ad offendere. Intanto qui a terra T6, secondo il direttore di gara che era vicinissimo, non c'è stato fallo sul numero 6 del Testaccio. Qui invece il fallo viene fischiato ed è a favore della Roma. L'ha subito Pisapia che poi va anche a batterlo. Pallone in gioco. L'apertura sulla sinistra a cercare Parroni. Schiaccia e scarica indietro da Oliva che arriva a rimorchio. Parroni ancora. Prova ad accentrarsi da sinistra. C'è l'ottima opposizione da parte di Marco Luziatelli. La differenza nell'atteggiamento dei portieri anche dal punto di vista verbale, non è stato ancora interpellato in porta, attenzione! Attenzione qui intanto anche Boni, una papera anche quella di Boni con Simone Succi che va ad accorciare le distanze per la Roma. È 2-1, è partita riaperta, ancora una volta qualche responsabilità però dobbiamo darla all'estremo difensore. Qui intanto il Testaccio ci prova con una soluzione personale. Sull'errore di Boni poco altro da dire, non ci ha assolutamente abituato a questo tipo di insicurezza. Intanto messo a terra Simone Mirante, calcio di punizione per il Testaccio. Stavamo tessendo le lodi del portiere del Testaccio, molto concentrato da dietro quando c'era da dare indicazioni alla propria difesa, lo sentivamo dare continui ammonimenti ai compagni che dovevano posizionarsi meglio. Di solito quando un portiere parla tanto con la propria difesa finisce per rimanere molto concentrato, non lo stava facendo quello della Roma, lo faceva il portiere del Testaccio Boni, ma non gli è servito in questo caso. Non è la prima volta che incespica con i piedi su qualche retropassaggio, ma forse un errore grave così, possiamo dirlo, sintomatico anche della tensione dell'evento, non impoverisce comunque la classe di uno dei portieri più bravi della Serie A. Mirante parte molto da lontano, invece va Mazzesi, ancora Mazzesi, una seconda volta e poi lì davanti prova a ribadire in rete Fabrizio Baldassarre, spara altissimo però. C'è da dire che un po' casualmente il Testaccio si era trovato avanti 2-0, anche se le azioni le aveva costruite, un po' casualmente la Roma l'ha riaccorciata. Adesso bisognerà vedere la tenuta psicologica di entrambe le compagini, appunto. Qui Cossu forse esagera. Il fallo però l'ha commesso lui, anzi scusatemi, il fallo l'ha subito, infatti va subito a battere il calcio di punizione la Roma che prova a ripartire da destra, a sfruttare l'inerzia del solito Klaus Seferi che questa volta però impatta contro la difesa del Testaccio che allora può distendersi con Mirante che porta il pallone sulla sinistra, poi un gesto di stizza per l'arbitro che va a segnalargli che il pallone è uscito dal rettangolo di gioco. Abbiamo visto con quale foga si portino i giocatori del Testaccio a contrastare Seferi. Sono ragazzi che non tirano mai indietro la gamba quando c'è da cercare di fermare il numero 16 e ce la mettono davvero tutta e vanno poi soprattutto con una marcatura preventiva a 2. Il chiaro è che il Testaccio deve fare attenzione specialmente a Seferi, l'abbiamo visto chiuso in una morsa di maglie nere ma non si può fare altrimenti. Tanto qui fischiato fallo su Martino, protestano i giocatori della Roma.
Seferi che di gol in stagione ne ha segnati 36, i 35 di campionato, uno anche in Coppa. A proposito di Coppa, cerchiamo di capire anche cosa è successo al Testaccio contro il Football 8. Chiederò un commento a Alessandro subito dopo aver seguito questo calcio di punizione. Nel frattempo Seferi è ammonito per proteste, ammonizione sciocca perché l'azione si è svolta dalla parte opposta rispetto all'arbitro verso il quale andava a protestare il capitano giallorosso. Ammonizione che poi può pesare perché, lo ricordiamo, sono 100 minuti da giocare, questi sono solo i primi 50. Arriva il fischio dell'arbitro, il pallone direttamente indirizzato verso lo specchio della porta. Sono brividi per Rotatori che però questa volta si distende bene, comunque il pallone è alto sopra la traversa. La Roma costruisce da dietro con il Testaccio che va in pressing con Baldassarri, dall'altra parte cercato Seferi, neutralizzato da un ottimo intervento di Luziatelli che poi va ad aprire da Mirante che però controlla così e così, ci pensa allora Mazzesi a mettere una pezza e a fermare l'inerzia dell'azione della Roma che però è già ripartita. Ci prova allora con Succi che indirizza subito verso l'area di rigore, il pallone era per Parroni, sul più bello Luziatelli a dirgli di no e a spazzare in rimessa laterale. Roma che prova ovviamente a portarsi sul 2-2 dopo aver subito i primi 2 gol in 10 minuti. Qui intanto il duello lo spunta Alessio Oliva, Oliva ancora recuperato da Baldassarri che scende e si conquista anche il fallo. Ottimo l'atteggiamento del numero 9 del Testaccio a dare sostegno al reparto difensivo. Sono 15 sul cronometro, Mazzesi a battere il calcio di punizione. Potrebbe andare direttamente in area di rigore, effettivamente fa così. La Roma però spazza e prova a ripartire con Seferi che controlla a destra, c'è Mirante su di lui, Seferi prova a passare, passa la prima volta, non passa la seconda però su Ailamo che recupera e porta palla in avanti. Ci prova allora scaricando su Martino, arriva il cross, si perde direttamente sul fondo. Vediamo se l'arbitro concede il calcio d'angolo, è così perché Martino effettivamente va sulla bandierina. Era stato Mirante, non Alaimo, a recuperare quel pallone. Forse con un'ostruzione fallosa Seferi era passato, Mirante era stato bravo a frapporsi, ma alla fine forse ostruendo il passaggio col corpo. Lo vediamo lì rimanere ultimo uomo e fuori dall'inquadratura Mirante. Starace va sul secondo palo, il colpo di testa a botta sicura di Marco Luziatelli per il Testaccio calcio 8 che al 18° minuto si porta nuovamente avanti di 2 reti ed è 3-1. Bravo Luzia! Fischio dell'arbitro con la Roma calcio 8 che riparte dal dischetto dopo aver subito il gol del 3-1 di Luziatelli. Ottimo lo schema da calcio d'angolo, ottimo soprattutto il pallone di Mirante che è andato proprio a pescare il suo numero 5 che però è stato lasciato incredibilmente tutto solo e libero di staccare di testa. Testaccio, Roma calcio 8, scusatemi, che si trova nuovamente a dover recuperare 2 gol. Quello che sembra emergere comunque è che il Testaccio in queste ultime giornate di campionato e soprattutto anche in Coppa Italia si sia un po' nascosto. E qui intanto quelli della Roma protestano per un presunto intervento con la mano di Martino che però spazza e poi va anche a incaricarsi della battuta della rimessa laterale. Il colpo di testa di Luziatelli, il pallone ancora verso l'area di rigore con Luziatelli che si muove bene, lotta con il fisico con Succi a favorire l'uscita di Leonardo Boni. Ancora Luziatelli, occhio perché Succi stava per anticiparlo. Dall'altra parte prova Baldassarri ad arpionare il pallone, ha commesso fallo però.
Occhio perché è entrato Feola nella Roma a fare il centravanti, Succi si è posizionato più a sinistra, è sicuramente un assetto più offensivo, cercherà il rientro e tiro di Succi e la potenza di Feola, Rossi. Senza scordarci che dall'altra parte agisce sempre Klaus Seferi. Intanto proprio il neo entrato Feola subisce fallo. L'arbitro non credo abbia fischiato il fallo, anche perché fa cenno del pallone a Feola, ma ha fermato il gioco perché credeva che Feola si fosse fatto male nel contrasto con Mazzesi. Duro, leale e corretto in questo caso. Si riparte ovviamente da rotatori che poi fa girare, pallone per Succi un po' impreciso, prova allora Luziatelli, uomo in più del Testaccio in questa prima fase di partita. Succi poi va a chiudere su Tisei e calcio d'angolo per il Testaccio. Sempre Starace, forte e tesa la battuta, è stata una deviazione e nuovamente angolo. Ancora la battuta, occhio che il pallone rimane lì per il 4-1 del Testaccio, è sempre Mirante e il Testaccio cala il poker ancora nel primo tempo, adesso sono 3 i gol di vantaggio. Aveva quasi predetto Filippo Di Camillo, ci aveva chiamato a nominarlo, lui è appena tornato dalla lunga trasferta russa con la Lazio calcio a 8, ma oggi voleva presenziare a tutti i costi. 2 gol ed un assist in 20 minuti scarsi di gioco, questo è il biglietto di presentazione del numero 3 del Testaccio, che aveva detto tra le altre cose, tra le tante che lascia qua e là sparse per i social, di non essere nemmeno in gran forma per questo evento, non allenandosi da un po'. Abbiamo fatto bene a non credergli. E infatti è proprio Mirante che prova ancora con questo cross che attraversa tutta l'area di rigore. Succi prova a ripartire, la Roma sta soffrendo particolarmente però in questa fase della partita. Feola, il tocco è corto e serve proprio Mirante, questa volta passa a destra dove c'è Alessio Starace. Starace! Anche il numero 10 ci mette la firma, adesso il Testaccio sta dilagando ed è 5-1. Che gran taglio di suo cugino Simone. Si è buttato dentro in verticale all'area di rigore, aveva 2 alternative poi Alessio, servirlo per un tiro solo di fronte alla porta o tentare la gloria personale, ha fatto bene a cercare il tiro sul secondo palo, ma pregevole lo scatto, l'abbiamo proprio osservato. Casomai diciamolo, non dovendo per una volta fare ripresa e telecronaca in contemporanea, riesce anche a cogliere qualcos'altro da parte di giocatori terzi all'azione. In questo caso è stato pregevole lo scatto di Starace, che è andato a testa bassa e non ha nemmeno visto suo cugino palla al piede, puntava soltanto a liberargli lo spazio. Il 10 se l'è preso tutto e il 5-1 forse non è meritatissimo nella sostanza, nella grandezza del punteggio, ma nella forma il Testaccio per oggi è impeccabile, per adesso naturalmente. Più che altro a sorprendere è soprattutto il solo gol subito e solo per un errore individuale da parte di Boni. Il Testaccio insomma sembra al momento reggere particolarmente botta lì in fase difensiva e insomma l'attacco della Roma non è proprio un attacco poco prolifero, ci sono tanti giocatori scomodi da marcare, uno tra tutti, vi dicevo in fase di presentazione, Klaus Seferi, che però al momento Alessandro sembra neutralizzato da un Testaccio che continua ad andare in raddoppio su Seferi e Seferi praticamente non è riuscito né a tirare ancora né a servire i suoi compagni, che è quello insomma che rende forte la Roma non solo in Seferi ma in tutti gli altri suoi giocatori. Sì, c'è una bella gabbia che funziona, ma manca l'assistenza, stanno tagliando i rifornimenti a un capitano della Roma che infatti prova a svariare su tutto il fronte d'attacco. Adesso l'abbiamo visto
cercare di staccare dietro a Mazzesi, che però gli concede una quindicina di centimetri in altezza. Sta svariando tanto, ma sembra mancare il ponte tra la difesa e il reparto dove Seferi si trova. Rossi ha provato a porre un rimedio mettendo Feola, che è un giocatore che fa tanto movimento, che impegna sicuramente i difensori, ma per ora non sta riuscendo. Dall'altro lato invece lasciami sottolineare la prova per ora splendida del duo Tisei-Baldassarre. Mirante intanto allarga da Luziatelli che tenta ancora il tiro, c'è la deviazione, c'è addirittura il 6-1 del Testaccio che ormai sta andando a valanga. Somiglia tanto a quella gara che commentasti tu del Testaccio Calcio a 8, che in chiusura di primo tempo divorò la partita. Lì ci fu un unico protagonista che si prese in maniera prepotente la scena. Qui è il collettivo per ora a prevalere, una squadra tanto oliata, uno degli ultimi gruppi d'amici tra virgolette, gruppi di giocatori che si conoscono da tanti anni anche fuori da questo torneo. Una delle poche, diciamo, squadre rimaste non allestite in sede di mercato, il Testaccio Calcio 8, e per ora si vede tutta l'intesa dei ragazzi allenati da Broccatelli. Cerca di svegliate, Sì, ma c'ha ragione, Cerca di svegliate e tu sta di pure lui che c'ha ragione. Svegliate, che è brutta, è sotto al naso. E dammi i gialli per i falli, non per i proteste inutili. Non devi essere permaloso. Sta qua così tanto per stare. Sì, sei permaloso. Perché dal giallo vedi che niente. Simone, Tanto proteste contro il direttore di gara da parte sia di Succi che di Mirante, possiamo chiamarle bipartisan. Proteste dove tra l'altro Starace dava ragione al protestante avversario. Qui intanto, a proposito di proteste e di cartellini, ce n'è uno per un fallo su Dario Martino che prova a rialzarsi. Seferi stesso va a sincerarsi delle condizioni del suo avversario. Non è facile tenere in pugno queste gare, l'abbiamo visto anche prima in Code 272 Pisana Calcio 8. Quando la posta in palio è alta, i giocatori finiscono naturalmente per lasciare la gamba laddove nei freddissimi lunedì invernali ogni tanto la toglievano. C'è anche la posta in palio per la quale vale la pena qualche polemica in più. Se ne stanno comunque risparmiando. Tanto arriva la botta, viene deviata, si ferma qui anche il primo tempo. Il Testaccio sembra avere in mano la partita e quasi tutto il discorso qualificazione. Sta vincendo 6-1 contro la Roma Calcio 8. Il fischio dell'arbitro per la ripresa che inizia alla Sterra Azzurra tra Testaccio e Roma Calcio 8. Roma che deve compiere un'impresa in questi 25 minuti, ma anche nei prossimi 50, ma già in questi 25 deve tentare di accorciare il più possibile le distanze. Al momento il passivo è di 5 reti, Testaccio 6, Roma Calcio 8 1. Addirittura con Klaus Seferi che inizia il secondo tempo in panchina. Cialiotti, se non andiamo errati, con la maglia numero 10 per la Roma. Ha provato un po' a mischiare le carte in tavola Rossi, a dare un po' di fiato a qualche uomo chiave, casomai per tentare l'assalto più avanti e per ridurre questo gap, questo fossato importante che i ragazzi di solito allenati da Broccatelli, oggi c'è in panchina Codignoli, hanno scavato con merito. Volevo farti notare le indicazioni di Mirante al compagno entrato in maglia numero 11 appunto all'inizio del secondo tempo Alaimo, o meglio è entrato, che deve marcare Succi in questo caso, e gli ha appunto consigliato, qui lo fa bene, perché non gli concede lo spazio fisico per potersi girare e mettere davanti quel 1,90 m. Intanto occhio, perché la porta è vuota e ci prova Baldassarre in qualche modo a spazzare la Roma e ad evitare un passivo ancora più pesante. Occhio ancora, perché Mirante va in recupero, prova però ad insistere la Roma, ma c'è ancora
un ottimo Testaccio e un ottimo Alessio Starace, per lui già una doppietta questa sera, doppietta anche per Mirante. Mirante che vi abbiamo già detto è alle ultime partite con la maglia del Testaccio, prossima stagione raggiungerà la Lazio Calcio 8, dobbiamo ancora vedere se in Serie A o in A2. Intanto prova ancora Mirante, riesce a farsi beffa del suo marcatore, poi spedisce al centro, c'è Baldassarre e poi c'è il tiro ancora di Starace che tenta ancora il tiro e prova la tripletta personale, ci va vicino. Lo Russo ancora indietro, rischia però la Roma e infatti poi è costretta a spedire il pallone in una zona dove non c'è nessuno e dove il Testaccio può ripartire da una rimessa in laterale. Ancora Alessio Starace che alza un campanile. Occhio che c'è il calcio di punizione conquistato dal numero 10 del Testaccio e c'è ovviamente Mirante pronto ad andare a battere. Due gli uomini che sistema in barriera Alessio Lotatori. Parte Mirante con il mancino, stavolta prende la barriera Luziatelli ancora a dar sostegno all'azione offensiva dei suoi. Alessio Starace da destra prova la percussione centrale, viene chiuso questa volta bene, poi prova ad andare a riprendersi il pallone, eccesso di foga e calcio di punizione per la Roma. Questa, Alessandro, che almeno sulla carta doveva essere la sfida comunque più equilibrata, le due compagini sono entrambe arrivate a 52 punti. Sembra però che il Testaccio, qui intanto attenzione alla Roma che ci prova con il tiro dalla distanza di Cossu, che sembra il giocatore che ci crede di più almeno in questa fase. Dicevamo, le due squadre sono arrivate a 52 punti con la Roma che ha il vantaggio degli scontri diretti, però questa sera sul campo si è notata una differenza abissale. Perché è un po' diversa comunque la composizione di quella rosa che li è andati a fare, i 52 punti, soprattutto nell'ultima frazione di stagione. Tanti elementi della Roma, qui fallo subito da Feola, tanti elementi della Roma Calcio 8 GSA, dicevamo, sono venuti a dare manforte al roster, casomai in prospettiva futuribile per il prossimo anno. C'era detto Seferi e avrebbe voluto costruire una grande Roma in proiezione del prossimo anno, ma in generale tanti di quei giocatori non hanno raggiunto le 10 presenze, motivo per il quale oggi tanti di loro non li vediamo nemmeno nella lista dei convocati, perché lì compaiono solo i giocatori che 10 presenze le hanno totalizzate, vanno fatalmente a mancare. Viene in mente Zullo per esempio o Marrocco, fondamentali contro il Peperino per esempio. Quattro uomini in barriera, arriva il tiro a giro, c'è Boni che risponde bene sul tiro di Pauliello. Testaccio che sembra reggere anche dietro. Feola, pallone largo a sinistra, la rimessa è in zona d'attacco per la Roma. Lunga la rimessa laterale direttamente verso l'area di rigore a spazzare la difesa del Testaccio, recupera però la Roma con Pauliello che si accontenta di ripartire dalla rimessa laterale. Gran parata comunque prima di Boni, diciamolo ancora una volta, all'infuori di quell'errore, prestazione di concentrazione e di ordinaria amministrazione, ora chiamato in causa è andato giù in una frazione di secondo. Conferma ad essere uno dei top del ruolo, non ci stancheremo mai di dirlo, non compare molto perché tende a non essere molto appariscente, ecco. Qui intanto ci prova la Roma, ancora Boni, prova a toccare e questa è una parata miracolosa perché il pallone finisce poco alto sopra la traversa, grazie all'intervento di Leonardo Boni.
E speriamo che tu nel montaggio poi, Lorenzo, privilegerai il fatto che questa parata è un po' chiamata dal commento precedente. Qui intanto prova ancora il Testaccio a riportarsi in avanti. Con la punta delle dita, anche questa con la mano di ricamo, non era assolutamente una parata semplice, anche perché quello che soffrono tanto i portieri è il fatto che quando la tua squadra è avanti di tante reti, i difensori rimangono lì sempre concentrati, ma iniziano a marcare con meno foga. Ecco, non è il caso del Mazzesi contemporaneo di questa azione, ma iniziano a lasciare più l'iniziativa e i tiri agli avversari, pensando che comunque il punteggio rimarrà a largo. Intanto occhio a Martino che prova, qui ci riesce a mettere i guantoni anche i rotatori. Il calcio d'angolo che va a battere Starace. Pronto il numero 8, prende direttamente il palo, il pallone però non è uscito, allora prova a uscire palla al piede della Roma con Liotti. Liotti ancora, prova direttamente la conclusione, non la tocca Mazzesi, non dovrebbe essere calcio d'angolo, si ripartirà dalla rimessa di Boni. Un Boni che comunque, va detto, è abituato, anche se non si prende mai la scena, a operare con una difesa, quella del Testaccio, sempre particolarmente alta. Un Testaccio che, l'abbiamo detto, anche con i suoi uomini della retroguardia si affaccia spesso in avanti. Intanto occhio ancora a Starace con rotatori ancora a dirgli di no. Gran partita di Alessio Starace, si era fatto vedere alla grande anche nell'ultima con gli Hammers, oggi sta replicando, eccolo lì che si applica anche in difesa. Sorprende oggi anche il ruolo che stanno giocando in difesa tutti i giocatori d'attacco del Testaccio. Anche precedentemente abbiamo visto un grande recupero di Baldassarre. Intanto la Roma batte il calcio d'angolo, riesce ad accorciare le distanze, è 6-2 con la rete segnata da Simone Feola. Quello che dicevamo prima, diventano meno cattive le marcature quando sei avanti di tante reti. Boni ci sarà rimasto malissimo a prendere questo gol, anche perché stava fronteggiando bene qualsiasi attacco. Si riduce il distacco, difficile dire che la gara si è riaperta. Qui intanto infatti il Testaccio si riaffaccia in avanti con il fallo su Alaimo. Occhio ancora a Starace, va direttamente verso la porta, in qualche modo Parroni ancora ad insistere, il Testaccio con il tiro di Simone Mirante, ci arriva lui a doppietta, è un super gol quello di Mirante. Il Testaccio torna con i 5 gol di vantaggio, è 7-2 e ancora Simone Mirante. Tre reti nel playoff per un terzino non male, ci limitiamo a dire questo anche perché continuare a tessere le lodi di un esterno sinistro del genere diventa pleonastico. Possiamo dire che quando le partite diventano interessanti, quando ci si gioca qualcosa, Simone Mirante risponde sempre presente. Solo sui gol se si Martino passa per vie centrali, ancora Martino ad insistere, la deviazione della difesa della Roma ed è calcio d'angolo per il Testaccio. Testaccio che nella stagione regolare non aveva mai battuto la Roma, aveva perso 3-1 la sfida d'andata
aveva pareggiato la sfida di ritorno e poi tra l'altro vinta a tavolino. Arriva la battuta del calcio d'angolo sul secondo palo, la chiama Rotatori, la fa sua senza problemi. Tocco di Succi in avanti, ma c'è ancora Luziatelli a dire di no. Anche Luziatelli, Alessandro, questa sera una partita spettacolare la sua. È puntualissimo, quando si stacca Mazzesi lui va in marcatura, quando stare lui lo fa per fare scivolare la squadra sul suo lato. Non è la prima volta che gli vediamo fare prestazioni molto convincenti, ma quando il testaccio è al completo, Luziatelli risalta ancora di più. Per lui anche la ciliegina sulla torta rappresentata dal gol con cui poi il testaccio ha iniziato a dilagare. Si lotta ancora ai limiti della bandierina, qualche protesta di troppo per Baldassare secondo il direttore di gara, Baldassare che infatti viene ammonito. C'è un giocatore della Roma. La partita a fare falli. Avete passato la partita a fare falli. Questa è la verità dei fatti. Lo sapete pure voi. Mica si può far male Riparte la Roma da dietro, occhio sempre al pressing asfissiante del testaccio, lo russo a scaricare, prova ancora ad uscire la Roma sempre con lo russo, il tocco di prima a cercare Feola, va Mazzesi in anticipo che poi si gira, torna indietro da Luziatelli, Mazzesi, largo a sinistra, poi in occhio verso Starace. Gira da dietro il testaccio senza difficoltà, chiama palla Martino sulla sinistra, non viene visto e allora la Roma riesce a intercettare, a ripartire con lo russo che prova a staccare, chiede il fallo, non lo ottiene. La rimessa in zona d'attacco per il testaccio. Un testaccio mi è sempre rimasta la domanda in sospeso, Alessandro, che evidentemente anche in Coppa Italia sembra aver fatto molto turnover per poter arrivare fresco a questa partita. Più che turnover direi che ha trovato una squadra che non si confà le sue caratteristiche. La Roma in avvio ha commesso l'errore forse di chiudersi troppo dietro, di consegnarsi al possesso di palla e poi ai tiri da fuori di una squadra che di tiratori dalla distanza ne ha tantissimi, praticamente tutti tranne il portiere, mentre col Football Elite Roma Nord era una partita tra spadaccini che giocavano soltanto ad offendere, quindi schiaffo dopo schiaffo, la forma strepitosa nella quale si trova il centravanti del Football Elite, domani vedremo impiegato nel play-out contro l'Atletico Fiumicino, ha fatto la differenza ai punti, tra virgolette. Infatti quello che sembra emergere è che il testaccio non lo puoi aspettare, non puoi difenderti dai colpi della cooperativa del gol guidata questa sera in panchina da Codignoli, che infatti è ancora in avanti anche con i 5 gol di vantaggio e ripartirà da una rimessa in zona d'attacco direttamente verso l'area di rigore. Occhio che buca l'intervento Rotatori, non riesce il testaccio a ribadire in rete. Qui intanto Mazzesi lascia sfilare, pronto Boni a ripartire dalla rimessa. 15° del secondo tempo, discorso che sembra chiuso per il testaccio. Testaccio che stante ora il punteggio avrebbe bisogno di una sorta di suicidio al ritorno per non passare. Roma che deve provare in ogni modo a segnare almeno 2 gol per provare a riaprire il discorso in ottica ritorno. Va detto insomma che l'unica notizia positiva in questa serata per la Roma, che comunque già era stata maturata al termine della stagione, è che con i 52 punti ottenuti in regular season da Testaccio e da Roma, però in virtù degli scontri diretti passa la Roma, cosa ben diversa se invece si fosse guardato alla differenza reti, con un Testaccio terzo miglior attacco e terzo miglior difesa che staccava nettamente in questa speciale classifica la Roma calcio a 8. Tanto si ferma il gioco, un uomo della Roma calcio a 8 a terra, prova a ripartire la Roma sorprendendo il Testaccio, ma per il direttore di gara si deve ripetere
la battuta del calcio di punizione. C'è Pisapia in 3 verso l'area di rigore di Boni, arriverà un pallone direttamente in area di rigore, tanto si disinteressa Parroni, va invece Pisapia direttamente sul secondo palo, Martino a buttare fuori, è lui, suo l'ultimo tocco, l'arbitro indica la bandierina ed è corner per la Roma Calcio 8. Pronto Parroni, la batte, traiettoria esterna sul secondo palo, si alza un campanile che esce fuori dall'area di rigore, ancora Roma ma da rimessa in zona d'attacco. Parroni, buona l'iniziativa, ancora però Martino, copertura provvidenziale, si va anche a prendere il fallo e arriva il time out. Tanto quasi tutto pronto per la ripresa del gioco, 6-7 minuti da giocare, con un Testaccio ormai in controllo della partita. Dicevamo di Seferi che era uscito all'inizio del secondo tempo, non sembra essere rientrato, però chissà anche per magari per un problema fisico. Proveremo a chiedere a Rossi nel finale di gara. Occhio al tiro dalla distanza di Starace. Dicevamo, sembra in cassaforte il risultato per il Testaccio, a meno ovviamente di un suicidio sportivo. Va detto però che la vincente, Alessandro, di questa partita è la squadra che poi andrà a affrontare i marziani del Cotton Club, e lì saranno problemi. Sarebbero stati problemi in ogni caso. Certo che però presentarsi con un ticket di partecipazione che dice che nella gara d'andata hai fatto 7-2 per ora alla Roma è certo diverso che arrivare con la sofferenza di un playoff da giocare sulla distanza dei 100 minuti. Immaginiamo che nella gara di ritorno potranno risparmiarsi qualche cartellino, qualche entrata, qualche possibile squalifica, e quindi arrivare ancora più cariche il completo alla sfida che probabilmente attendono da tutta la stagione i ragazzi del Testaccio, che sono gli unici ad aver battuto quest'anno il Cotton. E anche lì il gol decisivo fu di Simone Mirante. Seppur con una deviazione di fronte a Santarelli, davvero grande stagione per il numero 3, che è uno dei giocatori anche più appassionati al movimento indipendentemente dalle sue gare giocate. Sembra insomma il Testaccio una squadra in salute che si è risparmiata nelle ultime giornate, infatti poi ha perso una posizione in classifica proprio all'ultimo, poteva chiudere quarta, invece ha chiuso quinta, sfavore proprio della Roma che ancora prova ad insistere e ad offendere, qui però non c'è il fallo. Si prosegue allora con Pisapia, Baldassarre rientra anche lui in difesa, prova lui a marcare, il pallone per Parroni che scarica da Pisapia, chiuso in una morsa di 3 maglie nere, poi va a scaricare, a dar respiro la manovra Cossu per vie centrali, Pisapia, eccolo il tiro di Parroni, si distende Mirante, non c'è niente secondo il direttore di gara. Questa sera Mazzesi l'abbiamo visto particolarmente bene anche in fase difensiva, e intanto il Testaccio vuole chiuderla definitivamente il playoff con la Roma Calcio 8, segna l'8-2 con Martino. Tanto deve lasciare il campo Valerio Parroni, espulso dal direttore di gara, evidentemente ha sentito qualche parola di troppo. La Roma anche in inferiorità numerica e con Parroni squalificato al ritorno. Che cosa è mancato alla Roma, Alessandro? Te lo chiedo anche per i primi 10 minuti che abbiamo visto questa sera, in cui la squadra sembrava reggere bene, sembrava soprattutto difendere bene,
e poi è stato un tracollo assoluto, soprattutto è sembrata una Roma incapace di costruire e che ha sofferto particolarmente a centrocampo. Il centrocampo era stato consegnato nelle mani degli avversari, non si sono fidati fino in fondo della loro tattica. Sì. Occhio intanto a Mirante che va a pescare un altro compagno per il 9-2 del Testaccio. C'è anche ancora la firma del numero 6 di T6. Dicevamo, quando adotti una tattica a barricate devi fidarti poi di quella tattica fino in fondo. La Roma Calciotto l'ha fatto fino ad un certo punto. Sul 2-1, giunto tra l'altro in maniera abbastanza casuale, ha cambiato il modo di stare in campo, non ha più difeso con la tenacia dei reparti stretti e corti, ha fatto la differenza. La maggior classe del Testaccio è probabilmente la poca amalgama tra questi giocatori della Roma, che nelle ultime gare non hanno disputato tutti insieme le partite, perché come dicevamo ci sono stati tanti nuovi innesti delle ultime 5 o 6 giornate che per un fatto di presenze non sono arrivati a 10 e non troviamo qui nei playoff. Oggi si è un po' ritrovata la Roma di inizio anno, con meno amalgama, meno possibilità contro una squadra che invece oggi più del solito ha giocato a memoria. E comunque sorprende il fatto che una squadra che è stata trascinata ai playoff da un Klaus Seferi capace veramente di deciderle tutte, abbia rinunciato al suo uomo migliore, al suo capitano per tutti i 25 minuti di gioco. Attenzione ancora al Testaccio che va anche a realizzare il 10° gol della partita. È un assolo del Testaccio, è 10-2, è qualificazione praticamente chiusa. Pisapia per Primavera, Roma che prova ancora a spingere, ma il gioco è nuovamente interrotto dal direttore di gara. Il calcio di punizione . Sono in 2 sistemati da Boni. Arriva il fischio del direttore di gara, il pallone forte e teso che in qualche modo in area di rigore ci arriva, una serie di rimpalli, il Testaccio riesce a uscire, prova nuovamente ad offendere il pallone, scusatemi, gioco interrotto e calcio di punizione Testaccio. Mazzesi alla battuta, va da Martino, T6. Occhio ancora al tiro, va a bloccarlo Rotatori. Camilo, 10-2 è un risultato che porta il Testaccio a mettere praticamente in cassaforte il discorso qualificazione. Ben diverso invece il discorso che riguarda l'altro turno preliminare con il COD che ha perso in casa per 2-4 contro la Pisana. Il ritorno assolutamente da non perdere lunedì prossimo. Mi informano giustamente di Camillo che ha raccontato la partita e Sicozzi che ce le ha commentate entrambe. 4-3 finita, dunque apertissima e ancora di più da seguire anche nella sfida di ritorno. Sfida di ritorno invece tra Roma e Testaccio che si giocherà ovviamente sempre qui alla Stella Azzurra. Anche la Roma Calciotto ha scelto la Stella Azzurra come proprio campo di casa. La missione però sarà praticamente impossibile, la sfida giovedì prossimo. Intanto tiro a giro ancora di Martino,
E così si chiude la sfida tra Testaccio e Roma Calcio 8. Applausi per il Testaccio che vince la sfida 10-2, va praticamente quasi a chiudere il discorso qualificazione. Per la Roma invece tanta sofferenza e soprattutto una squadra che ha sofferto particolarmente i tiri da lontano e l'attacco monstre del Testaccio.